È il momento di vederlo esibirsi in un avvolgente, trascinante, divertente cha-cha-cha. Raimondo Todaro! A modo mio o my way, l'importante è che a farlo sia Miss Lolita Manuel Gallo! Tutto il teatro applauda le nostre Miss Italia! Ma pensate che bello se stasera qui ci fossero i baffetti di Fabio Concato. Ma che domenica bestiale, la domenica con te, e ogni tanto mangio un fiore e lo confondo col tuo amore. E com'è bella la natura, e com'è bello il tuo cuore. Lui è l'espressione del maschio italiano nel mondo. Quando entra in scena, lo presentano, lui subito fa capire che è uomo, perché entra così. Ciao Ni, grandi! Questi sono i miei sorcini. Grazie a tutti per questa grande anima che avete deciso di regalare con l'elevazione in alto di uno spirito unico e ribelle che ci fa sentire parte integrante di un progetto di vita straordinario. Ma che dice? Però quando canta, oh, è bravo. Dico, pensate, qua, ve lo faccio presentare da uno, ve lo faccio presentare, pensate che bello se ci fosse qui Gianfranco Funari. Scusate se mi intrometto, grazie. Stasera vi porto a lui. Usiamo gli stessi occhiali, vabbè. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, e vai. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinito, i migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinito, i migliori anni della nostra vita. No, perché l'ha chiesto al milanese. C'è il 740, il milanese, io ho la fabbrichetta lavoro, guadagno, pago le tasse. 740 è il modello per pagare le tasse. L'hanno chiesto al torinese. E il torinese è un tipo molto puntuale. 7:40, sono le 8:20. L'hanno chiesto al romano, no? E dice che il romano è uno che gli piace godersi la vita. È il 7:40, è il modello da Volvo 7:40 turbo intercooler. L'hanno chiesto al napoletano, napoletano è uno che gioca sempre. 7:40, ambo secco su Napoli. L'hanno chiesto al palermitano. 7:40, 7:40, 7:40, 7:40. Ma che minchia di calibro è 7:40? Calem, est autobus est. Ma che dice Santa autobus? Sofia Loren. Ma che c'entra Santa Sofia Loren? Tanto lei si presenti, mi dica come si chiama. Don Abbondo. Ah, Don Abbondio di manzoniana memoria. No, di mangiatare a memoria. Abbondo nella Abbondio. carne e nello spirito. Bravo. Lallero, Non mi tocchi! Sa che mi hanno detto che quando c'è lei in TV si alzano gli ascolti. Peccato che si alzano solo gli Ruggeruzzo come cori, tu lo sai, mi fa impazzire, sogno cotta di te. Torno nella miseria, però non mi lamento. Mi basta di sapere che il pubblico è
quella da montare Eh? e quella da cucina. C'è quella da... Vabbè, questa è facile. Panna, perché c'è la panna da montare per i dolci e la panna da cucina. Quella da montare e quella da cucina. Donna. Mi faccia un plié. Plié. Plié? Mi faccia un'attitude. Aspetta, che non posso fare, c'è la sbarra. Mi faccia la prima, La prima è così, la seconda... la seconda è così. Vabbè, lasciamo perdere perché finisce in acqua. Un po' di nozioni basilari di danza classica per parlare del nostro ballerino per antonomasia. Forse un angelo, la canzone che intonava così: ti regalerò una stella, ma non servirebbe a nulla. Studio 3 da Biancavilla, Forse un angelo.